Benvenuti e ben ritrovati qui al nostro podcast Voce Foneché. Siamo arrivati ormai alla quinta puntata e siamo a casa nostra, qui alla sede di ENAC Veneto a Feltre. E siamo in compagnia di una nostra collega carissima che è Irene Comiotto. Oggi avremo il piacere di scambiare con lei due parole e ci fa piacere averti qui, Irene. Non ti abbiamo invitata per caso, ma perché hai anche tu una storia che fa un po' parte, oltre che di ENAC, anche un po' del nostro progetto, che coincide un po' con il percorso che alcuni dei nostri ragazzi stanno facendo. E Veronica, cosa possiamo chiedere? Come possiamo rompere un po' il ghiaccio oggi? Allora, intanto grazie Irene di essere qua con noi. Grazie a voi. In realtà ci siamo spostati di qualche piano dal nostro ufficio e appunto Irene è la nostra collega che si occupa di tante cose all'interno di ENAC, dall'orientamento al tutoraggio dei corsi di formazione e dei tirocini. Infatti ENAC, essendo un ente che si occupa di formazione e servizi al lavoro, offre ecco, tutte queste opportunità. Per cui noi ti chiediamo, Irene, se vuoi raccontarci un pochino, siccome appunto abbiamo detto che ti occupi anche di tutoraggio dei tirocini, se questo strumento dei tirocini che anche noi all'interno del progetto GEA offriamo ai giovani, può essere ancora uno strumento valido nel 2025, oppure se, come alcuni suoi detrattori dicono, alcuni detrattori di questo strumento, è solo una forma di sfruttamento. Allora, io sono una grande sostenitrice dei tirocini. Credo nel loro valore sia per le aziende da un lato che per la persona dall'altro, soprattutto quando parliamo di giovani che si inseriscono per la prima volta nel mondo del lavoro e quindi escono da percorsi di formazione, che sia la scuola superiore che sia l'università, con bene o male soltanto conoscenze teoriche, quindi non conoscono in realtà un mestiere. In questi casi io penso che il tirocinio possa essere proprio un'occasione per la persona per entrare nelle dinamiche del mondo del lavoro, capire come funziona un'azienda, capire come rapportarsi con i colleghi, con un cliente, e poi apprendere proprio un lavoro vero e proprio. Dall'altra parte per l'azienda è l'opportunità per, è brutto da dirsi, ma inserire una persona senza fare grossi investimenti dal punto di vista economico soprattutto, e quindi c'è la possibilità di conoscere la persona per un periodo anche lungo, perché il tirocinio può essere dai 2 ai 6 mesi se parliamo dell'extracurriculare, e quindi la può conoscere, le può insegnare tante cose e dopodiché la può valutare per un futuro inserimento. Può accadere, non lo nego, che qualche azienda sfrutti, diciamo, il tirocinio come tappabuchi, e quindi abbiamo anche noi stessi conosciuto aziende che magari utilizzano un tirocinante, interrompono, poi ne prendono un altro e così via. E in questi casi solitamente mettiamo un bollino nero sopra quell'azienda e non la coinvolgiamo più. Nella maggior parte dei casi invece che ho seguito, l'azienda crede nel tirocinio proprio come forma di investimento nella persona, come forma di formazione e anche come strumento orientativo, perché la persona facendo un tirocinio capisce anche se quel lavoro può fare al caso proprio. E tante volte il tirocinio si trasforma in assunzione anche quando all'inizio non c'era questa idea da parte dell'azienda. Quindi l'azienda dice: ok, ospito la persona, ma non sto cercando nessuno, non ho una posizione vacante. Poi la persona piace, le cose vanno bene, ci si piace reciprocamente, l'azienda nota il valore della persona e quindi prosegue il cammino. E questa è stata anche un po' la mia esperienza, nel senso che io ho iniziato il mio percorso in ENAC proprio con un tirocinio, nemmeno corto, perché è stato un tirocinio di 1000 ore, un anno, perché nel mio caso era il tirocinio professionalizzante per poi eventualmente fare l'esame di stato di psicologia, e quindi chi meglio di me, ecco, può dire che il tirocinio serve, è utile, e io durante il mio tirocinio ho proprio imparato tante di quelle che sono le competenze che servono per fare il mio lavoro. E poi te ne sei innamorata di questo lavoro. Sì, poi ho proseguito perché insomma è un lavoro che mi piace, che mi dà soddisfazioni al di là di tutte le fatiche quotidiane.
Senti Irene, al di là del tirocinio, secondo te, giusto perché comunque ogni tanto lo insegni durante i tuoi corsi e mi ricordo anche a Longarone lo hai insegnato ai ragazzi delle superiori, ci sono altri strumenti validi oggi nel 2025 per entrare nel mondo del lavoro, insomma, quando si finisce di studiare, ma anche quando si vuole cercare un nuovo lavoro, oltre che lo strumento del tirocinio? Sì, in realtà il modo di cercare lavoro è cambiato nel tempo, ma sotto certi aspetti è rimasto lo stesso, nel senso che ancora oggi il passaparola è il canale che funziona di più. Per passaparola intendo farsi conoscere da più persone possibili, che siano ex colleghi, che siano conoscenti, che siano docenti di corsi, che siano professionisti, che siano aziende, far conoscere quelle che sono le proprie competenze e far capire che tipo di lavoro stiamo cercando, perché da cosa nasce cosa. E anche le aziende dialogano tra di loro, quindi magari faccio un'esperienza in un'azienda e quel datore di lavoro parla di me ad un altro datore di lavoro. E quindi parlare con le persone e farsi conoscere è lo strumento numero uno, non aver paura di esporsi, che forse è la cosa più difficile. Si parla in orientamento di ricerca di lavoro passiva e ricerca di lavoro attiva. Tante volte è molto più semplice la ricerca passiva, cioè mi metto lì online, cerco gli annunci e rispondo. In realtà la risposta agli annunci non è il canale più efficace. In percentuale proprio non sono tante le persone che trovano lavoro rispondendo agli annunci su piattaforme come Indeed e InfoJobs. Quello che funziona di più è appunto il passaparola, che avviene sia in presenza, quindi nella vita reale, sia può essere fatto online, come su piattaforme quali LinkedIn in primis. Per chi non lo conosce, da ora lo conoscete, sapete che cos'è, è una piattaforma social, tanto quanto Facebook, ma LinkedIn ci indica proprio il fatto che questo social nasce con l'idea attivo di connettere le persone, o meglio i professionisti tra di loro in tutto il mondo per creare opportunità di lavoro, di partnership. E quindi questo è un canale sicuramente da utilizzare oggi sia per trovare lavoro, quindi rispondere ad offerte di lavoro, contattare recruiter, quindi selezionatori di agenzie e di aziende, ma anche farsi trovare, perché i selezionatori cercano i profili su LinkedIn e quindi mi serve un impiegato contabile a Belluno, digito impiegato contabile Belluno e se il mio profilo ha queste parole chiave risulterò nella ricerca del selezionatore. Quindi esserci o non esserci fa la differenza. Se non ci sono su LinkedIn, in quella ricerca non arriveranno a me. Quindi per riassumere, passaparola, online, offline, intermediari, perché no? Le agenzie per il lavoro comunque vanno contattate, il centro per l'impiego, enti di formazione come ENAC Veneto, e la risposta ad annunci. Poi ci sono i concorsi e tanto altro, ma insomma questi sono i principali. Grazie mille. Adesso passando ad un aspetto un po' più personale, in due battute, visto che prima dicevi che questo lavoro ti dà soddisfazioni, ma a volte si tratta anche di fatiche. Quindi qual è un aspetto che ami e uno che odi, tra virgolette? Non si può dire tutto del tuo lavoro. Allora, sicuramente un aspetto molto positivo del mio lavoro è che è un lavoro vario, dove c'è sempre modo di cambiare attività e quindi crescere facendo nuove cose. E quindi se per un periodo magari mi concentro di più sugli orientamenti individuali, la ricerca attiva di lavoro, in un altro mi occupo di eventi, di corsi di formazione per occupati, per aziende, in un altro periodo invece di organizzazione di tirocini, quindi è un lavoro molto vario, dove devo sempre rimettermi in gioco, quindi non posso mai fermarmi e devo anche apprendere cose nuove, come ad esempio mi sto un po' appassionando in questo periodo al tema dell'intelligenza artificiale, perché mi sto occupando di questo progetto e quindi questo è un aspetto positivo e anche il fatto che ho molta autonomia, quindi ho dei progetti da realizzare, ma poi le micro scadenze, i micro obiettivi me li pongo io e li raggiungo secondo le modalità che ritengo più opportune, quindi posso dare proprio un mio contributo personale, anche creativo. Altro aspetto positivo che devo citare sono le persone, nel senso che il mio è un lavoro di relazione
ed è per questo che l'ho scelto, quindi ogni giorno conosco persone nuove, che siano utenti, che siano docenti, che siano aziende, e questa è una parte positiva. E qui viene anche un po' la parte negativa, nel senso che spesso capita di non avere a che fare con persone super motivate per quanto riguarda la ricerca di lavoro o la formazione, e quindi persone più faticose, con cui ci vuole più pazienza, che vanno un po' spronate. E un altro aspetto negativo che potrei citare è il fatto di avere a che fare con una formazione finanziata e quindi di avere tutta una serie di paletti, di procedure, di regole che vanno rispettate, che a volte imbrigliano, a volte ci fanno sentire un po' legati e non completamente, ecco, liberi di agire come vorremmo. Allora ci vediamo anche all'evento sull'intelligenza artificiale. Vuoi fare un annuncio? Ormai che ci siamo, spoileriamo, il 26 febbraio alle 18 qui in ENAC Veneto, sede di Feltre, avremo 2 ospiti d'eccezione, 2 esperti di intelligenza artificiale, Marco Sacchetta e Alberto Bozzo, che ci faranno una panoramica su quelle che sono le opportunità da un lato che ci dà l'intelligenza artificiale e i rischi, le accortezze dall'altro, e sono tutti invitati, previa iscrizione. Grazie, è stata una bellissima chiacchierata e ci hai sicuramente dato tante cose su cui ragionare. Grazie a voi per l'invito. E vi ricordiamo che gli interventi del progetto GEA sono sempre attivi. Abbiamo dei percorsi individuali di orientamento e supporto alla ricerca lavoro, i tirocini di cui abbiamo parlato, orientamenti di gruppo e altre opportunità di formazione. Seguiteci per rimanere sempre aggiornati.